A poco meno di 2 mesi dall'evento nazionale che riempirà il capoluogo della Marca di penne nere è stato presentato il piano di viabilità e mobilità per le giornate di adunata nazionale, previste per metà maggio. Un lavoro di squadra tra comitato organizzatore, amministrazione comunale, MOM e Regione del Veneto. Ringrazio il COA, ringrazio la Polizia Municipale, la Protezione Civile, la MOM che sta lavorando per contemperare questa invasione di tantissime persone che vogliono venire a celebrare l'adunata, a celebrare il centenario della Grande Guerra, quindi vedere il nostro territorio, ma anche contemperare le giuste esigenze dei cittadini che abitano nella nostra città. Quindi un lavoro certosino, un lavoro che si sta facendo con passione e con grande capacità professionale per far sì che questa adunata si svolga nel modo migliore per tutti. Tra le zone individuate dai divieti che si attiveranno nel corso delle giornate e trasporti garantiti fino alla prima cerchia delle mura da MOM, che lavorerà a pieno regime durante tutta la durata dell'evento. La prima zona di divieto al transito a partire da giovedì 11 maggio fino alla fine dell'evento, la zona rossa, sarà il centro storico all'interno delle mura, dove inoltre sarà impedita la sosta con rimozione. Nel pomeriggio di giovedì sarà allargata la zona di divieto al transito denominata zona arancione. Siamo alla zona arancione dalle ore 16 sempre di giovedì. Perché? Perché dobbiamo, fra le altre cose, a parte le problematiche derivate dalle alpini, che sono gli trabicoli, quindi limitare l'accesso a trabicoli abusivi eccetera, c'è anche il problema del posizionamento di ambulanti relativamente al bando ambulanti che è variato ultimamente per quanto riguarda le attività produttive. Quindi abbiamo impegnate alcune vie di accesso al PUT, quali ad esempio Viale Montegrappa, a ovest, a nord c'è Viale Vittorio Veneto e a est c'è Viale 4 Novembre. Oltretutto il PUT, nell'ambito delle dislocazioni dei posteggi, c'è tutta la zona posta a nord, quindi i giardini di Fra Giocondo, Viale Cerino Novara, Via Fratelli Cairoli e Viale Lino Bixio, che anche loro sono soggetti al posizionamento di 168 posteggi ambulanti che hanno partecipato al bando. Quindi dalle ore 16 viene chiusa per permettere poi dalle 17:30, dobbiamo ancora stabilire l'orario esatto, il posizionamento di questi ambulanti con la collaborazione del servizio di attività produttive e naturalmente della polizia locale. Da venerdì mattina il divieto sarà ulteriormente allargato con la collaborazione dei comuni limitrofi. La chiusura viene estesa anche alle zone diciamo blu, che è un ampliamento diciamo delle zone di chiusura. E questo sarà nei 3 giorni fino a naturalmente cessata esigente, termine sfilata che verso le 21-22 comunque pensiamo di riuscire a alleviare un attimo qual è la problematica di viabilità. Per ovviare ai disagi date dalle necessarie chiusure, il trasporto pubblico sarà fortemente incrementato con oltre 60.000 chilometri aggiuntivi, un impiego straordinario di 130 autisti e 95 mezzi. Abbiamo pronta una nuova centrale operativa dove avremo in tempo reale la rilevanza di mezzi sul territorio, quindi avremo la possibilità di intervenire in tempo reale sull'utilizzo di mezzi. E per utilizzare i mezzi lungo tutte le linee urbane basterà un biglietto unico giornaliero pensato per l'occasione. La novità verte è che ci sarà un biglietto unico quasi sicuramente, fruibile da alpini e dai cittadini, che entrerà in funzione dal giovedì mezzogiorno e chiuderà con la domenica sera al termine della sfilata. Cittadini che possono acquistare i biglietti presso le sedi sezionali, presso i gruppi incaricati della vendita, non chiaramente presso i botteghini attuali di vendita. E sarà sicuramente a un prezzo calmierato e permette al cittadino o all'alpino di arrivare fino alla città quante volte vuole senza limiti di orario e di corsa. Ci sono gli accordi con le Ferrovie dello Stato che lo stesso orario che fanno nei giorni inferiali li faranno anche i giorni festivi, cioè sabato e domenica anziché avere un 70% di corse in meno come succede adesso, rimarranno le stesse corse che ci sono nei giorni feriali. E anche qui abbiamo raggiunto un bel accordo che l'ultimo treno del sabato sera sarà alle 2 di notte, quindi gli alpini o i cittadini possono rimanere in città, divertirsi per poi rientrare fino con l'ultima corsa che è alle 2 di notte.